Miriam Ciobanu voleva essere cremata, come la sua famiglia sentiva di non avere radici. In queste ore papà e mamma stanno decidendo come accompagnare la figlia nell'ultimo viaggio. Il nulla osta alla sepoltura ancora non è arrivato. Il parroco di Paderno e Fonte, Don Gabriele, oggi ha sentito i familiari. Il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, in serata deciderà se proclamare per quel giorno lutto cittadino. 3 sindaci, 3 comunità coinvolte e sconvolte da questa tragedia. Fonte, dove viveva Miriam con il papà e la sorella, Pieve del Grappa, attraversata dalla strada maledetta, spesso percorsa a velocità che vanno ben oltre il limite consentito, e dove Miriam si trovava prima della tragedia, e poi San Zenone degli Ezzelini, dove stava tornando Alessandro. Ho parlato con il papà è disperato, il papà appunto mi ha detto, ha ammesso che suo figlio correva, non abbiamo parlato delle altre cose, lasciamo appunto sia alla giustizia poi a discuterne e a parlarne, però anche lui è molto dispiaciuto e molto disperato, tra l'altro mi ha detto anche che conosceva la famiglia della ragazza, per cui la situazione appunto diventa ancora più triste. Il mondo sta parlando, almeno noi, la comunità di questi ragazzi, facciamo silenzio nel rispetto del dolore di tutti. Vi prego. Scrive questa mattina Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa. Al suo appello si associa anche il collega di San Zenone, Fabio Marin. È importante fare silenzio perché la magistratura deve fare il suo corso e non dobbiamo davvero continuare a distruggere le vite e le famiglie che già stanno subendo questo grande dramma.